Trasportavano materiali e prodotti finiti, tir carichi e pronti a uscire nella serata di martedì, approfittando delle poche presenze nel sito produttivo di Valvitalia a 2 Carrare. A bloccarli ci hanno pensato i lavoratori che si sono riuniti in presidio appena accortisi di quanto stava accadendo intorno alle 18. Verso l'una la fumata bianca con qualche spiraglio di speranza per i dipendenti dell'azienda, per cui è stata avviata una procedura di trasferimento nella sede lombarda a Rivanazzano di Pavia. Una discussione che favorisce l'avvio di una trattativa sul futuro di questi lavoratori, sul futuro del sito di 2 Carrare. Aspettiamo la convocazione da parte del Mise, perché rimaniamo sempre dell'idea che dal punto di vista della soluzione vada affrontata in una maniera complessiva rispetto a tutto quanto il gruppo, e la convocazione del Mise può essere fondamentale anche rispetto al destino di 2 Carrare. Un nuovo confronto è previsto in giornata.